Intanto mister è soddisfatto della prova dei suoi oggi? Sì, ma queste prove insomma, sono solo una ripresa di contatto con la partita, con il campo grande, con l'11 contro 11, quindi non è che mi aspetti grandi cose in questo momento, però fra un po', dal 20 in poi, cominciamo intanto a giocare con squadre forti e quindi ci vuole maggiore disciplina, maggiore organizzazione, bisogna, come dire, avere un altro passo. Adesso è sufficiente questo qui adesso. Però è tutto nei piani, tutto nell'ordine delle cose. E avranno più spazio alcuni giocatori rispetto a altri? Sì, adesso dal 20 al 23 io avrei intenzione di far giocare, non dico quasi sempre gli stessi, ma con pochi cambi, perché abbiamo bisogno proprio già da adesso di mettere minuti sulle gambe a quelli che potenzialmente faranno il preliminare, insomma. Una nota positiva oggi, col beneficio alimentario anche dallo sparring partner, è stato Surraco, perché il Surraco che conoscevo io di 4 anni fa era timido, invece lo vedo concreto, è uno che ci sa fare. Beh, intanto lo stiamo provando in un ruolo che non ha mai interpretato, cioè quello di esterno destro nella difesa a 3, centrocampista esterno destro. Secondo me, e secondo anche chi lo conosce meglio, può farlo questo ruolo. È chiaro che deve ritrovare condizione e ritmo, perché lui viene da un lungo infortunio e anche un po' appesantito, ma anche secondo me è un ragazzo che ci sa fare, sia da mezzo attaccante che anche da centrocampista, diciamo così, con più compiti, con tutta la fascia da coprire, insomma. Oggi può fare anche la mezzala in quel senso? No, io lo vedo più da esterno del 4-4-2, così come esterno del 3-5-2. Oggi ha impiegato anche Candreva e Floro, un segnale? Sì. Sono arrivati 5 giorni fa, hanno fatto i loro 5 giorni di lavoro, erano nella condizione di poter fare un tempo, è chiaro, sono nostri giocatori di qualità, perché non utilizzarli? Il suo giudizio sui nuovi arrivi, abbiamo visto il gol da Danilo, Sissoko, Fabrini. Beh, è ancora presto, abbiamo appena una settimana di lavoro insieme, 2, diciamo così, se si considera la prima fatta di test, di un recupero di corsa. È troppo presto per dare giudizi, ma ho già detto, ripeto quello che ho già detto, cioè si impegnano, sono bravi ragazzi, mi sembrano buoni giocatori, vedremo andando avanti. Qui siamo nei Paesi Baschi, piove mezz'ora sì, Paesi Bassi? Mezz'ora anche. Senti, no, a livello sui nuovi hai qualche notizia? Su qualche nuovo acquisto c'hai qualche notizia? No. Sei così sereno come sembra o sei un po' preoccupato? Io sono sereno perché, ve l'ho detto, durante le vacanze sono stato lasciato in pace e vivo in pace anche in questi momenti. Ma ci sono ruoli che penso al lavoro e basta. Ma ci sono ruoli che lei ritiene debbano essere potenziati oppure no? Beh, quello che penso è un'altra cosa, ma per il momento io lavoro con questi ragazzi e non ho nessun tipo di problema. Mister, tante più amichevoli quest'anno rispetto allo scorso anno? Qualcuna in più perché dovremmo possibilmente essere pronti un attimino prima, ma non abbiamo sconvolto un granché della nostra preparazione né neanche nei tempi. Non è che siamo partiti 20 giorni prima perché abbiamo fatto un ragionamento secondo me logico. Noi abbiamo sempre trovato la condizione nelle mie squadre con 35, 37, 38 giorni di lavoro e così sarà anche per il preliminare e subito dopo comincia il campionato, quindi non abbiamo allungato né i tempi né forzato né cambiato, è quasi tutto quello che abbiamo. Il lavoro atletico è lo stesso? Più o meno. Su Sanchez ti chiede qualcosa? No.